TG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario sportivo, l'atletica. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival si completa. L'edizione 2024, infatti, oltre alle manifestazioni di domenica 1 dicembre sui 42, 21 e 10 km, sarà arricchita sabato 30 novembre dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco Ultra Trail, 51 km con dislivello positivo di 2265 metri lungo il cammino delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. La nuova proposta nasce dalla collaborazione con l'associazione che tutela il sito UNESCO Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con gli obiettivi proprio di ampliare l'offerta dell'evento, coinvolgendo gli appassionati del trail e di promuovere a livello turistico-sportivo proprio il cammino. Le iscrizioni al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Ultra Trail aprono proprio oggi, venerdì 12 luglio. Per informazioni rivolgersi al sito www.prosecco.run. Ancora atletica. Un pomeriggio di corsa nel cuore di Vittorio Veneto. Sabato 13 luglio va in scena infatti la seconda edizione del Giro Podistico Città della Vittoria, manifestazione provinciale di corsa su strada per tutte le categorie. Si correrà su un tracciato ad anello con partenza e arrivo in Piazza del Popolo. La manifestazione, nel caso delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti e allievi, coinciderà con la settima prova del Grand Prix Giovani, tradizionale rassegna da alcune stagioni aperte anche agli Under 23, che quest'anno ha già fatto tappa nella Marca il 24 marzo con la gara di Cavriè di San Biagio di Callalta e il 1 maggio a Oderzo. Per il Grand Prix Giovani sarà la terzultima prova stagionale. La manifestazione si aprirà alle 17:40 con le gare giovanili. Alle 19:30 la prova assoluta femminile e i master maschili over 60, alle 20 quella assoluta maschile. Passiamo al basket. Montebelluna Basket e Universo Treviso Basket hanno annunciato un accordo che a partire dalla stagione sportiva entrante darà vita a un progetto ai fini dello sviluppo dei migliori prospetti giovanili. L'Under 19 Eccellenza di Treviso parteciperà al campionato di Serie B interregionale con la maglia del Montebelluna Basket e le partite casalinghe verranno giocate al Pala Frassetto di Montebelluna. Treviso Basket si avvarrà delle strutture di Montebelluna Basket per favorire il salto dei giovani atleti dal mondo giovanile a quello delle prime squadre. Per i giovani si apre la possibilità di cimentarsi in un campionato di livello come la Serie B interregionale, confrontandosi con atleti esperti, con l'obiettivo tra l'altro di aumentare il proprio bagaglio di esperienza umano e tecnico per facilitarne la crescita professionale e sportiva. Basket femminile, un grande colpo in chiave futuro. Nuova pallacanestro a Treviso annuncia infatti la firma con Anita Carraro, uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale. Esterna classe 2004, Carraro torna nella Marca dove le 2 stagioni vissute a Ponzano dal 2020 al 2022 in cui aveva collezionato 59 presenze in Serie A2 seppur ancora giovanissima. Un talento puro dotato di buon tiro e ottime qualità fisiche, con particolare attenzione per la fase difensiva, che nella stagione 2022-2023 ha meritato persino la promozione in Serie A1 con l'Umana Reyer a Venezia, società con cui Carraro ha svolto gran parte del proprio percorso giovanile. Nell'ultima stagione è stata protagonista con la maglia della Spezia nel girone A del campionato di Serie A2. Per lei 24 presenze con 83 punti realizzati, il 49% al tiro da 2 e quasi 4 rimbalzi a partita. Per lei importanti esperienze anche nelle nazionali giovanili, avendo disputato il mondiale Under 19 oltre altre rassegne continentali. Si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.